Qualche attimo di tensione si è verificato a Marghera davanti alla sede della Protezione Civile, quando gli agenti della polizia in tenuta antisommossa sono avanzati con gli scudi verso gli studenti per farli indietreggiare con l'obiettivo di spegnere le casse con la musica, che ostacolavano la conferenza stampa del governatore. Un attacco grave che ha tentato di limitare la libertà di manifestare il nostro dissenso, hanno sottolineato i manifestanti, che si sono ritrovati circa un centinaio in segno di protesta. L'unica risposta che sono stati in grado di darci, ribadiscono. Dopo un anno non sono ancora stati fatti gli investimenti necessari per le scuole. Dopo un anno il governo ha dato il via libera per riaprire le scuole al 100% e dopo solo 2 giorni le regioni si sono rese conto di non avere le possibilità di farlo. Perché non hanno avuto queste possibilità? Perché in un anno non sono stati fatti gli investimenti necessari che si potevano fare. Per esempio aumentare i bus, per esempio aumentare le aule, così da poter anche mandare tutti, dividendo le classi, ma mandare tutti in presenza, perché è un nostro diritto. Zaia dall'inizio della pandemia non ha fatto altro che chiudersi in cima alla torre e farci tanti complimenti, a dirci che siamo bravi e brave, a dirci che dobbiamo sopportare e che andrà tutto bene. Beh, non andrà tutto bene, la nostra generazione ha perso un anno e rotto di scuola, non va tutto bene assolutamente, non andrà bene finché le cose che succederanno saranno sempre le stesse. Non si comincerà a cambiare qualcosa. La manifestazione è sacrosanta, è il sale della democrazia, ha commentato Zaia. Ricordo che sulle scuole però c'è un accordo nazionale che prevede il 70% della didattica in presenza, temi di cui si può discutere, ma la scuola è una realtà gestita dal governo. Ieri abbiamo dato la disponibilità a un incontro con gli assessori Donazzan, De Berti e Lanzarin, conclude il presidente, ma la proposta è stata definita dagli studenti una provocazione.